Salve a tutti cari lettori, benvenuti o bentornati qui sul canale con questo look un po' più classico, un po' più anni tipo 30, 40, non lo so, con questo vestito che io comprai a Roma, e Roma è la città del cinema in qualche modo. Oggi parleremo dei 10 libri che mi piacerebbe tantissimo vedere al cinema, quindi magari ecco, se c'è qualche produttore cinematografico, ascoltate questo video, prendete le idee, guardate il mio canale e se possibile realizzate un film. Grazie! Questa idea l'ho tratta da un vecchissimo video realizzato da Angela Cannucciari, che vi lascio giù nelle schede, giù in info box, la quale a sua volta l'aveva tratto da altri canali, quindi diciamo una risposta collettiva, ed era un video che mi ha appunto in qualche modo conquistata. Già tempo fa, se ricordate, ho realizzato un video dal titolo I 10 libri da salvare in caso di incendio, e adesso invece parliamo di 10 libri che secondo me sono veramente bellissimi e dei quali credo che se fosse realizzato un film, credo che avrebbero veramente successo. Quindi parleremo appunto di questi 10 libri che secondo me meritano una trasposizione cinematografica perché la loro trama è così bella, così avvincente, oppure semplicemente possono aprire nuovi orizzonti su aspetti della storia, della civiltà, della cultura poco noti, che secondo me meritano effettivamente di essere visti da tutti e di finire al cinema. È una classifica in qualche modo, ma partiremo dall'ultimo volume per arrivare poi al primo, e chi mi conosce secondo me già immaginerà qual è il primo, ma perché secondo me merita più degli altri. Ma andiamo con ordine e partiamo subito. Allora, il 10° libro è il testo di Giuseppe Caridi, è una biografia, Alfonso il Magnanimo, di cui non vi ho ancora parlato perché lo so, state aspettando le letture del mese da mesi e mesi, ma in realtà a parte gli autori del mese non sto leggendo tantissimo, quindi non ha senso fare il video. Ma questo libro in realtà l'ho letto perché sto realizzando, cioè faccio lezioni di napoletano online, compresa la storia di Napoli, quindi ho dovuto leggere questo libro un po' in tutta fretta perché uno studente proprio voleva sapere qualcosa in più sulla figura di Alfonso il Magnanimo. Siccome è un personaggio che a me interessa particolarmente, ho detto vai, leggiamo e approfittiamo. Tutto questo però perché? Cosa voglio dirvi con questo testo? Allora, che secondo me ci sono tantissime biografie dei personaggi di Napoli, della storia di Napoli, grandi sovrani, grandi regine, che noi napoletani in primis ovviamente non conosciamo, che secondo me meritano di essere conosciuti molto di più. Non su molti di questi personaggi non ci sono libri, se c'è qualche biografia magari sono in lingua straniera, non in italiano, e una di queste figure è appunto quella di Alfonso il Magnanimo, che è stato un grande sovrano che nel 1443 prende il potere a Napoli tramite una conquista molto rocambolesca, ma più che una conquista direi un rapporto con la regina di Napoli particolare, che praticamente lo adotta, poi non lo adotta più, poi lo adotta di nuovo, insomma, come suo successore. È un sovrano ovviamente aragonese e che fa di Napoli comunque una delle grandi capitali culturali del Rinascimento. Ecco, spesso noi pensiamo al Rinascimento come Rinascimento uguale Firenze, ma in realtà Napoli non solo era un regno, ma veramente era un centro importantissimo di cultura. Pensate che a Castelnuovo, detto comunemente Maschio Angelino, c'era una biblioteca ricchissima di libri, che purtroppo però è andata perduta perché durante un trasferimento di alcuni volumi in nave, praticamente la nave si è inabissata, e quindi ciao libri, ma era un centro veramente culturalmente molto importante, molto vivo. Quindi non voglio andare molto nei dettagli, diciamo, storici, eccetera, della figura di Alfonso il Magnanimo, ma secondo me ci sarebbe bisogno di fare alcuni film o comunque diciamo anche serie tv, non solo sui medici, che ok, belli e cari, però dopo un po' credo che scocci un po', oppure solo su Leonardo, perché poi torniamo sempre a Firenze, ma credo piuttosto che bisogna fare qualcosa anche per le altre città italiane, che sia una saga sui Visconti, che sia una saga sugli Sforza, che sia anche una saga su Napoli, ecco, sul Regno di Napoli. Quindi diciamo che mi piacerebbe tantissimo vedere al cinema, o comunque, ripeto, sotto forma di serie tv, qualcosa sulla storia di Napoli, che secondo me merita veramente di essere approfondita e conosciuta da tantissime persone.
Nono posto invece ci mettiamo un bel romanzo che io ho letto tempo fa, anche qui credo per un autore del mese. Sto parlando delle Nemiche di Carla Maria Russo. Perché mi piacerebbe vedere questo film al cinema? Questo libro al cinema, diciamo, mi piacerebbe tantissimo perché le due protagoniste sono Isabella d'Este e Lucrezia Borgia, laddove ovviamente la figura forse meno nota è quella di Isabella d'Este, ma a me è piaciuto veramente tantissimo questo libro di cui vi parlai tempo fa sul canale, perché c'è un dinamismo e soprattutto c'è un contrasto tra queste due donne all'inizio, ma secondo me in certi punti potete anche trovare un po' di punti in comune, perché rappresentano un po' il giorno e la notte, quindi in qualche modo ogni donna si può forse identificare o in Lucrezia Borgia o in Isabella d'Este. Quindi mi piacerebbe tantissimo vedere questo libro, ripeto, come serie tv, anche lì perché parliamo di una città diversa, Mantova, Ferrara, quindi non unicamente di Firenze, sempre solo Firenze, sempre solo Roma, ma anche grandi e bellissime città italiane che sono state anch'esse sede di importanti principati, potentati, ducati, che secondo me meritano di essere conosciute. Numero 8, all'ottavo posto invece vi metto anche qui un romanzo, perché comunque sono tutti i libri che vi ho selezionato riguardano un po' personaggi poco noti, ecco, diciamo tra virgolette. In questo caso vi propongo, mi piacerebbe vedere la trasposizione cinematografica della Regina del Sud di Arrigo Petacco, che è una biografia dedicata all'ultima regina di Napoli. In qualche modo, se torniamo al concetto del fare qualcosa su Napoli che nessuno ha ancora fatto, questo libro secondo me può essere veramente un ottimo punto di partenza, perché è una biografia romanzata ma comunque attenta e puntuale di Maria Sofia, l'ultima regina di Napoli, sorella di Elisabetta d'Austria. Se riflettete sulla principessa Sissi abbiamo film, i famosi film degli anni 50 con Romy Schneider, tantissime biografie, e comunque forse uno dei personaggi più conosciuti. Sulla sorella non abbiamo nulla, nada de nada, ecco, e dunque mi piacerebbe, siccome è un personaggio la cui personalità mi affascina tantissimo e trovo veramente che rispetto alla sorella, che era Elisabetta, è passata alla storia, ma poi alla fine secondo me aveva seri problemi, mettiamola così, e ve ne ho parlato in una serie di video precedenti in cui vi ho raccontato proprio la biografia di Elisabetta d'Austria, ve lo lascio nelle schede il video dedicato. Nel caso di Maria Sofia invece secondo me è una donna, almeno nella quale io mi sono molto identificata, che secondo me era consapevole del suo ruolo di regina, per quanto si fosse sposata per procura, quindi non conoscesse benissimo il suo futuro sposo. Secondo me però quando diventa regina di Napoli capisce qual è il suo ruolo, quindi la sorella se la svigna perché in tutti i modi cerca di non stare a Vienna, lei fino all'ultimo cerca di riprendere il regno facendo parte dell'assedio di Gaeta, quindi secondo me è un personaggio veramente che meriterebbe di essere conosciuto di più, di scoprirne appunto la personalità, e quindi mi piacerebbe veramente vedere un film su di lei. Poi numero 7 invece, qui andiamo un po' sul reparto più romanzi, quindi diciamo le storie d'amore con più puntate che possono in qualche modo interessare e colpire il nostro cuore. In questo caso vi propongo Gli occhi di Venezia di Alessandro Barbero, di cui vi ho parlato tantissime volte qui sul canale. Lo scelgo perché da un lato è la storia d'amore di due ragazzi che per un motivo particolare che non vi svelo sono costretti a separarsi, ma soprattutto l'aspetto interessante è che lei resta a Venezia mentre lui finisce in Oriente, finisce a Costantinopoli, a Napoli, visita varie città dell'Oriente, e quindi secondo me, oltre a conoscere vari personaggi, secondo me potrebbe essere molto interessante avere una trasposizione cinematografica di questo libro, sia per scoprire poi l'evoluzione dei nostri due personaggi, e soprattutto perché il libro del professor Barbero nasce anche in questo caso comunque da una ricerca storica. Il professore stava scrivendo nel frattempo il libro sull'Epanto, non potendo mettere tutto in un solo volume, ha trovato però tra i documenti d'archivio una parte, una storia molto interessante, ovviamente non quella dei due protagonisti, ma l'evento storico, quindi diciamo dell'intrigo che uno degli esponenti veneziani che si trova a Costantinopoli compie, diciamo una truffa, mettiamola così, ripeto, non voglio svelarvi tutto, che è una storia realmente esistita, e quindi in qualche modo qui vediamo come le carte d'archivio possono entrare nel romanzo e possono entrare nella vita di tutti i giorni, quindi anche far riflettere su questi aspetti politico-istituzionali che magari possono essere anche molto attuali, oltre all'aspetto di conoscere luoghi quali appunto Costantinopoli, quindi non solo Venezia che è la città più celebre, ma anche aspetti e luoghi del Mediterraneo poco noti. Poi numero 6, adesso invece passiamo ai thriller, perché devo dire che nell'ultimo periodo io non guardo molte serie tv, ma ce ne sono alcune
azione a carattere thriller che mi piacciono, mi appassionano. Se dovessi scegliere fra i vari libri, anzi devo dire che alcune delle serie che ho guardato mi piacerebbe poi che fossero dei libri, ecco, anche nel senso inverso, ma se dovessi dirvi il libro che secondo me può diventare una buona serie tv o comunque film, vi direi sicuramente Il matrimonio delle bugie, di cui vi ho parlato in qualche group up penso precedente, o in qualche classifica, forse nella classifica dell'anno scorso. La storia è ambientata in America, parla di questa coppia felice, serena, allegri, tutti contenti, lui bello, ricco e famoso, lei innamorata pazza di lui. Un giorno lui le dice devo andare, mi pare a Seattle, insomma, per un convegno, quindi nessun problema. Lei ok, vai, ciao. Arriva una notizia, legge una notizia che è crollato e precipitato un aereo nei pressi di Seattle, mi sembra, o comunque sì, vicino Seattle o comunque in un'altra città. E lei dice, oh Dio, che peccato, mi dispiace, ma va bene. Incomincia però a contattare il marito e scopre che il marito non risponde, dunque incomincia a pensare, oddio, gli sarà successo qualcosa, e in un modo un po' particolare riesce a scoprire che effettivamente suo marito non era salito sull'aereo per Seattle come lei pensava, bensì proprio su quell'aereo che era precipitato. Quindi la sua vita cambia completamente, si ritrova all'improvviso vedova e incomincia però a scoprire delle cose che il marito le aveva tenuto nascoste. E è un thriller veramente bellissimo, quindi non vi svelo nulla, anche perché se lo dovessi riassumere in una parola vi direi che nulla è come sembra, niente e nessuno, ecco, è come sembra, perché veramente c'è da divertirsi nella lettura di questo thriller, e quindi secondo me se fosse fatta una serie tv potrebbe avere veramente molto successo, perché ogni pagina del libro mi costringeva ad andare avanti, e dunque immagino questi finali ad effetto in tv che secondo me possono essere veramente un successo. Siamo a metà della classifica. Il quinto libro invece è un testo di cui ancora non vi ho parlato, ma che secondo me potrebbe essere invece molto molto interessante, e sto parlando della moglie di Dante, che è un testo, un romanzo uscito recentemente su Gemma Donati, la moglie di Dante, appunto, che tutti noi conosciamo, Dante e Beatrice, Beatrice e Dante, però se sapete, se ricordate un po' dalla scuola, Dante aveva avuto anche una moglie, appunto Gemma Donati, e dunque ci si chiedeva, sta donna cos'è, cosa ha fatto? Allora, questo è un libro che io ve ne parlerò nell'autore del mese, adesso ve lo dico, ve ne parlerò nell'autore del mese di appunto che verrà, perché l'ho già scelto, insomma non sono riuscita a resistere, l'ho dovuto già leggere e l'ho divorato praticamente in pochissimi giorni. È un libro secondo me magnifico, perché secondo me dovrebbe essere il punto di partenza per una trasposizione cinematografica. Prima di tutto perché abbiamo tantissimi libri, come tantissimi film, come già vi ho detto, insomma, su Firenze, sui medici, no? Sui personaggi noti. Invece la moglie di Dante secondo me è un passaggio molto interessante, sia perché non sappiamo molto su di lei, ma sia perché almeno da questo romanzo emerge una vita molto avventurosa, molto particolare. Secondo me tutte le donne che hanno in qualche modo sofferto, che hanno vissuto magari difficoltà soprattutto economiche, mandare avanti una famiglia senza un marito, secondo me possono identificarsi nella figura di Gemma Donati, che alla fine si ritrova, pur essendo aristocratica, ad essere una vedova bianca, perché Dante è in esilio e non torna più a Firenze, quindi lo vede partire ma non lo vede mai più tornare, anche se poi si rincontrano a Ravenna, però comunque in qualche modo è lei che deve mandare avanti la famiglia, no? Non proprio concretamente, ecco, giorno dopo giorno, e quindi secondo me è un personaggio che è passato nell'ombra proprio per l'alone, insomma il mistero eccetera creato da Beatrice, quando invece secondo me lei poi è la vera protagonista. Ecco, se io dovessi dire tra le due, Beatrice non mi intriga tanto, ma all'epoca, qui la luce è andata ma andiamo avanti, all'epoca quando studiavo la Divina Commedia e leggevo che Dante negli anni 90 del 200 si sposa con Gemma Donati, mi sono sempre chiesta, ma chi è Gemma? Cosa ha fatto nella vita? Perché poi lui non ne parla mai nella commedia, e dunque diciamo forse è lo stesso Dante che crea una luna di mistero attorno a questa donna. Quindi questo libro, di cui poi vi parlerò approfonditamente nell'autore del mese, in realtà a me mi ha conquistato. Questo libro l'ho trovato veramente sublime, perfetto anche se volete conoscere la città di Firenze. Poi numero 4, qui invece un libro che mi piacerebbe vedere come trasposizione cinematografica, anche se ricorderebbe un po' i medici da un certo punto di vista, è La cupola del mondo. Se vi ricordate, questo romanzo
ambientato a Roma nel 500 per la costruzione della cupola di San Pietro. Se ricordate, nello sceneggiato dei Medici lì l'obiettivo è costruire la cupola di Santa Maria del Fiore. Qui siamo in un momento un po' successivo, ma diciamo un punto di partenza simile, anche se è un romanzo che a me mi è piaciuto tantissimo perché ci sono i grandi artisti, appunto Michelangelo, Bramante e altri, Leonardo, Raffaello, ma mi è piaciuto molto perché c'è un aspetto di thriller molto forte all'interno di questo libro che ho trovato veramente bello, scritto bene, interessante, e quindi secondo me potrebbe essere un modo diverso di vedere la città di Roma, di scoprire magari alcuni celebri artisti del tempo e anche alcune importanti figure come per esempio la cortigiana Olimpia oppure Agostino Chigi, il famoso banchiere, che secondo me potrebbero intrigare, potrebbero piacere, ecco, al pubblico. È un romanzo storico che però secondo me è fatto molto bene e dunque potrebbe essere un ottimo punto di partenza per una trasposizione cinematografica. Adesso andiamo sul podio. Allora, il podio è fatto da 3 libri di cui in qualche modo vi ho parlato, che sapete che mi piacciono, anche se questo terzo libro di cui vi parlo adesso, all'epoca quando feci la recensione ero molto scettica e continuo ad essere scettica un po'. Sto parlando del Cavaliere d'inverno di Paulina Simons. Come sapete, ho letto questo libro a dicembre, penso di 2 anni fa, non ho ancora comprato i 2 volumi successivi perché il primo mi è piaciuto tantissimo, ma in certi punti l'ho trovato veramente molto pesante, molto ripetitivo, quasi come se l'autrice non avesse più l'ispirazione e dovesse far andare avanti la storia in qualche modo, e quindi vai, buttiamoci un po' di tutto. Al di là di questo però credo che potrebbe essere veramente un bel film, perché è un libro dal forte impatto emotivo, cioè voi in un modo o nell'altro, anche se magari non condividete molto il pensiero della protagonista, il suo modo di fare oppure la figura maschile, però in qualche modo parla dell'assedio di Stalingrado, comunque in un momento particolare, la seconda guerra mondiale, quindi non è come dire un libro per cuori leggeri, ovviamente ha un fortissimo impatto emotivo, ma ci sono dei momenti in cui veramente voi vi affezionate alla coppia, ecco, ripeto, anche se ci sono delle parti che sicuramente in un libro magari ecco l'autrice ha dovuto parlarne più a lungo, chiaramente in un film non credo che ad alcune parti verrebbe riservata la stessa attenzione, però credo comunque che nel complesso la storia, secondo me, potrebbe avere veramente grande successo perché è drammatica, ok, anche estremamente romantica, e ci sono soprattutto delle scene finali veramente qualcosa di straordinario, un finale sublime che veramente poi a quel punto fate anche il secondo e il terzo volume, ecco, anche il secondo e il terzo film, no? E quindi secondo me è uno di quei libri e uno di quei film che a dicembre, periodo di Natale, certo è tosto da vedere, ma secondo me dicembre cinema praticamente perfetto. Secondo volume invece è Artemisia e gli occhi del diavolo. Qui lo scelgo sempre un po' per le stesse ragioni per cui vi avevo scelto il testo di Alfonso il Magnanimo e quello della Regina del Sud, perché comunque è un libro che secondo me è scritto benissimo, parla di Napoli, una Napoli del 600. Se riflettete libri sulla Napoli sulla Napoli del 600 sono quasi tutti quelli mi pare c'è una serie televisiva su Masaniello, ecco, ma per il resto non c'è molto, ecco, su Napoli. Invece secondo me Artemisia è un personaggio conosciuto comunque da molti, apprezzato, eccetera, la prima donna che ha denunciato una violenza sessuale, però fu poi costretta a fuggire da Roma, andare anche lei a Firenze e poi arrivare a Napoli. Però secondo me, almeno da quello che ho visto in questo libro, anche questo potrebbe essere una bellissima trasposizione cinematografica, proprio per permettere alle persone di conoscere sì Artemisia Gentileschi al di là dei documentari, ma soprattutto conoscere la Napoli del 600, che anche lì era una città importantissima, ecco, per quanto facente parte dell'impero spagnolo, ma era comunque un centro culturale molto importante. Fu una città che visse tanti momenti, insomma, tragici e contrastati, quindi anche qui c'è una carica di thriller in questo libro, di veramente anche lì in un certo momento vi prende proprio un colpo al cuore, perché dovete veramente la fantasia sembra superare la realtà, cioè sembra proprio uscire dalle pagine del libro e un attimo insomma mettervi in difficoltà, però secondo me anche qui insomma una bella serie tv io ce la vedrei, secondo me non è male. E infine, primo posto, qui ovviamente vi parlo di una storia d'amore bellissima, questo libro l'ho scelto proprio per la storia d'amore, sto parlando di Ritratto di donna in
Cremisi o Cremisi, lasciamo stare gli accenti, non riesco mai a ricordare dove va l'accento su questa parola, ma qui ve la propongo qua perché è proprio la storia d'amore quella che manda avanti il libro, ambientato in una Stoccolma, quindi nella Svezia del 1880, questa storia d'amore lancinante, divorante, passionale tra Beatrice Lowestrom e Seth Harmstead, che anche se ripeto non riuscite magari a pronunciare i nomi, ma è una storia d'amore straordinaria e dunque io già mi immagino la prima scena, perché peraltro il libro si apre con un prologo a teatro, quindi immaginate questi vestiti eleganti, la tipica atmosfera del teatro di alto livello, e quindi io già me la immagino, io già mi immagino tutte le scene, compreso il finale, e quindi secondo me insomma è un libro veramente straordinario. Mi stupisco che ancora non sia stata fatta una versione cinematografica, ma magari possiamo creare un gruppo, perché tra l'altro vi faccio notare che in questi 10 libri io non vi ho nominato nessun classico, perché è chiaro, cioè su Anna Karenina avete tantissimi trasposizioni cinematografiche, idem Il Conte di Montecristo, idem I Tre Moschettieri, quindi è chiaro, Guerra e Pace non ve lo dico proprio, quindi come vedete è la prima volta in cui io non vi ho nominato neanche mezzo classico, per me è stato difficile, però secondo me questa storia di Ritratto di donna in Cremisi o Cremisi, insomma, merita secondo me un film, perché proprio già la copertina del libro è un film, cioè è la locandina perfetta per il film, già questo, ma secondo me poi proprio la storia, cioè, io mi ricordo ancora delle scene, le emozioni che mi ha dato, e il rullo di tamburi, mia madre a breve lo dovrebbe iniziare a leggere, quindi io spero che questo libro non mi deluda e non deluda lei, quindi già io ho detto: caro libro, vedi di non deludermi, manda avanti la bandiera, mi raccomando, vai, vai e conquistala. Quindi insomma vi farò sapere, vi terrò aggiornati su qual è stata poi il parere di mia madre. Io vi ringrazio per essere stati con me, noi ci vediamo prossimamente e ricordatevi che la lettura sia sempre con voi. Ciao!